Avanti con le dediche. Io ringrazio ancora tutti quanti che mi siete veramente amici, insomma, ascoltate la televisione, tutto quello che dico fate, veramente siete delle persone molto intelligenti. Ancora, volevo salutare la signora Nella Bifurco che salutava a tutti quelli là che la conoscono, ancora con un bacione, un salutone al signor Michele D'Agostino che salutava la moglie con tanto amore, i suoi 35 anni di matrimonio e questi giorni ci sarà pure una gradita sorpresa da parte della moglie, logicamente. Ancora la signora Maria Scaffò, a tutti quelli che la conoscono un salutone ancora lo mandiamo, ecco, per Michele, Michelini e figli, ancora a Margaret e il marito. Ciao ragazzi e tanti auguri per la Pasqua, e insomma tanti auguri per la Pasqua a tutti quanti voi. Ancora un salutone che ci telefonava proprio la signora oggi pomeriggio, che è la signora Angela di Palma, che salutava a tutti, che faceva tanti auguri per il 29esimo anno, il 29 di marzo, che compie gli anni. Ancora al marito che l'ha compiuti da pochi giorni, il signor Donato di Palma. Un salutone ancora lo mandiamo alla giornalista Maria Palazzo, il marito e a tutti in famiglia. Ancora signori vi voglio ricordare una cosa molto bella, scusatemi, che il giorno 3 di aprile, che sarebbe sabato, noi saremo nella Sala Tropiano con un mio concerto. Veniteci a vedere, veniteci a salutare, venite a divertirvi, insomma. Ancora tanti auguri per i residenti di tutte le case di cure, un bacione e tanti auguri per la buona Pasqua. Roberto Stallone vi saluta oggi con una bellissima canzone che è Ipocrisia. Ciao ragazzi, ciao belli, ciao. Rivederti con un altro uomo che ti vive accanto mi lascia indifferente. Ora che fra noi due non c'è più niente, ora che il nostro ieri altro non è che un foglio ingiallito ipocrisia, gettare l'acqua e avere tanta sete, morire d'amore e dire non è niente, desiderare ti
questa bella e delicata canzone d'amore e possiamo chiudere il nostro segmento, il nostro appuntamento di Stallone a richiesta, e quindi augurando per ultimo quindi buona Pasqua a tutti quanti. E allora tanti auguri di una buona Pasqua a tutti quanti, e vi volevo ancora ricordare una cosa molto importante: io vi aspetto il 3 di aprile alla Sala Tropiano, venitemi a trovare. E ancora la grande società di Sant'Ilarione con la grande sceneggiata di Roberto Stallone e i figli su Piezzecore, 10, 11 e 12 novembre. Ciao ragazzi e tanti auguri. Allora, tanti auguri ai nostri clienti italiani e australiani e tutti, no? Per una buona Pasqua, e ricordiamo che stiamo pure aperti sabato e domenica, non venerdì santo. Venite a visitarci, così potete vedere il nostro famoso muro qua dietro a me con tutte le firme dei famosi come Roberto Stallone, diciamo. Allora, buon auguri a tutti e grazie. Benissimo, quindi dal Caffè Vagabondo di O'Connor Street in North Adelaide concludiamo questo appuntamento con Roberto Stallone a richiesta, ricordando il numero per potersi mettere in contatto direttamente con Roberto, che è lo 0417 87 7897. Concludiamo davanti a questi magnifici piatti cucinati proprio apposta per noi dal personale del Caffè Vagabondo. Arrivederci al prossimo appuntamento.